fatto congressante. Niente, già fa corta no, ne già mandato tutto quanto. Carmela, Salvatore! E io campetto e braccio dentro. Non hai sentito, campanella? La gentisa, senta che un mazzo lo maggiore che chiama tutta giornata. E buona cosa, è buonata, e fa che sarà mattina sera, e l'affare serio. Poi, chi stamattina mi ha fatto mettere una paura che io non lo faccio come non sono morta, Perché che ha fatto? E io stamattina qua, ma passavo a cannare, e la gentisa all'improvviso, che luccava, ma qualcuno! E io ha buttato la porta, e l'ho trovata steso molto lungo a terra. Dice che era caduta la poletta. Pover'uomo. Ma qua pover'uomo, che io posso essere sopra da mano rosina? Ha buttato di Salvatore con 2 facchini. Ma come che? E che ne saccio? Quello dice che la notte cade sempre. Secondo me ci avessimo fatto un bello luttucciuto con 2 orecchie a fianco. Come si fa la creatura? Va bene che va. E che popolese, ha pagato una volta. Poi, tu quando ti maggiore dici sempre che sei te, e mai se no. Tutto quanto si appiccica. Una cosa lì, soffrendo subito. O fa subito un duello. Ma chi è questo violino? Ma chi è questo violino? Ah, tu stai calmo. Sappi che una cosa, si tratta dall'animalità, io stasera me ne vado. Non ci sono mai andata aiutare che roba, Ma come c'è? Ce l'ha detto che sei te. Chi la tiene a casa so. Ha voluto che ancora accompagnare un amico suo di musica che dice a giorno da partire. E se non è tutte e due assolutamente, se no che i passeggeri se ne scappano e che non mi mette più un e si mette a suonare. E la gente si disturba. E siete, sì, sta suonando. Vieni, gli avvisa a frate che non facessi più quello che ha fatto oggi. Perché che ha fatto? Ha fatto. Siccome l'hanno portato qua a Canesco col vestiario suo per la recita che da fare domenica, poveretti, se tutte cose lievo buone, sei vissuto che saccio. No, quel riero, gli è entrato tutto insieme in da camera mia per sapere, là ci stai così. Ci ha fatto mettere una paura terribile perché lui non sapeva chi era. Io agitato, un strillo, ma che la paura vicina è svenuta! Volete che lo stupido che si è messo in capo? Quando ha già appurato che non sa cima tutte, non ci sono una seggia in capo. Oggi pazienza, sorella mia. Chi la forza può fare l'attore drammatico? Volete che pazzicca? E tanto può fare l'attore drammatico. Io gli sto a fare da parte. Ma quanto sta? Sta a la cucina, va trovando zucchero e bottiglia. Su le bottiglie. E che te fa? E pomarolo, ma che ne sa? Volete che pazzicca? Tu scende che quello va trovando a me. Questa, Quello dentro c'è stato un giornalista che ha chiuso a fare visita, si è spassionato e ci parla. Ma chiamato da parte Maita, chiama il padrone. Dice Angelo che mi messo qua, che ammazza chi sta e non ammazza. Perché se no io molto basso. E che se ci manca di ieri? Chi l'ha capace di fare? Ma va che in un momento, quanta pazzia, quanta responsabilità! Non ha chiamato lo secondo piano, e chiama, e che sto faccio la mattina sera? Ma pare una millata che parla cacca in bocco. Non ce la faccio più. Alla ragione che la figlia mia sta sempre in mano mo. E chi la porta tuorto? Ma che a sotto me la porta? Non volevo fare tutto. Mannaggia, e vediamo le giusto violino. Non mi aprire lo sentire più, mi tocca i nervi. Trasite, sì, non mi preoccupate. E Trasite, che diavolo, è stato con me. Non c'è paura di niente. Ma non signore, vedete, questo qui, il primo piano. Qua stanno tutti quelli calmi, tranquilli. Ma al secondo piano no, Al secondo piano ci stanno gli eccitati.
I pericolosi! E chi ce l'ha al secondo piano? Quando si vaccinano? E di bocca ci sta una bella mezza decina. Mi vedo? Una mezz'ora, un'ora. Ma chi ce la resta presso? Non vengo niente da fare. Ma io sì, caro zio, io ho un sacco di visite da fare. Ah, buongiorno. Oh, signora! E chi è questo? Questa qua è una povera malata che sta qua dentro da 4 anni. Ah, poverella, che non ho detto marito che mi voleva tanto bene. E tanto le dispiacere fui lasciato pazzo. Adesso dice a tutti quanti che questa niente di meno è casa sua e che essa va dove sta funziona. E se capisce, roba tanto tempo che sta qua. E non vi preoccupate, voi secondatela sempre. Va bene. E così come state? Ah, bene, grazie. Voi come state? Non c'è male. Ah, ma il signore qua è amico vostro? Questo signore? Ma no, questo signore è mio zio, Felice Sciosciamocca di Rocca Secca, è ricchissimo proprietario, Voi siete felici di essere sciamocca. Ah, ma li strepone i vostri comandi. Preghiere sempre. Vostro nipote è un bravissimo giovane, allegro, simpatico, divertente. Quando sta qua tiene in armonia tutta la casa e quando non c'è tarda a venire, tutti quanti mi domandano di lui. Io dico, non vi preoccupate, verrà più tardi, non dubitate, perché dovete sapere che io sono la padrona di questa pensione. Oh, brava! Sì, però non vedo l'ora di andarmene. È una vita che non si può sopportare, troppe seccature, troppi pensieri. Alla fine io voglio essere libera, indipendente, voglio godere un poco, perché sono ancora giovane, non è vero? Oh, certamente, oh, certamente. Appena Lucinella ne ha figli suo marito, io no, me ne scappo. Sì, stai fresco. Ma qua non mi trovate bene? Francamente no, caro signore, ci sto perché possiamo là, ci devo stare, sono obbligata a starci, ma ci soffro assai, qua sono tutti gente strana, tutto stravagante, tutto pazzo, comandano a meglio, e non sono mai contenti, quello è un affare serio. Che ne sa pazzo? E dici che la so pazzo? La signora, dovete sapere, tiene una bella ragazza per figlia. Ma brava! Sì signore, tiene 19 anni, non per dire è una vera perla, vostra nipote la sa, la conosce, è carina assai. Il padre, purtroppo il padre non l'ha potuta vedere così grande. Ah, il cielo non ha voluto. Povero Giannattasio. Povero Giannattasio, povero Giannattasio. Tanto a me quanto alla figlia ci guardava molto spruto, diceva sempre io facevo qualunque cosa per voi, ma vorrei contenta, non come chi non si trova E ma che ne parliamo qua? E ma quello è morto ormai, perché vi devo affliggere? È morto. Pensiamo a noi, pensiamo a stare allegramente. Sì, allegramente. Sentite, ma voi vi trattenete molto a Napoli? No, pochi giorni, quello è venuto giusto per vedere me e per vedere la pensione. Ah, perché dovete prendere alloggio qui? No, per carità, ho già preso alloggio. Sì, sta qui, poco lontano, al Villino de Rosa. Ah, bravo, quello è un bel villino, sì. Permettete, voglio farvi conoscere la mia figlia Rosnella, ve la voglio portare, basta che ci viene, però quella è tanto scornosa, sta sempre chiusa, e poi voi stamattina al caffè l'avete fatta pigliare molta collera, è rimasta assai dispiaciuta. Allora, mo ve la piglio e ve la porto, ve la prendo e ve la porto. Permettete, ve la prendo e ve la porto. Ma lo fuochino! Ma quanto mi fa pena? Ma
la figlia pure è pazza. La figlia Stevo, buona, ma giustamente, facendo compagnia alla madre qua dentro per tanto tempo, mo spare questa. Una bella ragazza, io non me ne capacito. Voi mo che la vedete? Quello è un angelo. E perché hai detto così? Stamattina al caffè hai fatto pigliare molta collera? Perché? E perché? Adesso vi spiego. Dovete sapere che quando vede qualcuno che si prende il caffè, che c'ha da sputare. E stamattina io l'ho voluto portare io personalmente per un esperimento. Preso la tazzina, mi sono avvicinato e come ci viste che se facendo una mossa per sputare, l'ha girato un scoppolone così forte che l'ha fatto chiamare per mezzo. E perché? Che ne può fare che si che la Ma cava? così si impara. Ma che bello tipo che è chi il maggiore, lo sono da ria sempre, ma ci ho pigliato tutti gli appunti, con quelle che mi hai contato, vi faccio delle novelle. Come vicino al giornalista, nessuno disse ci mandavamo noi. Sì, questo pure è pazzo, poi secondario. Ah, salve, buongiorno. Oh, caro Don Cicillo, siete qua? Sì, sono arrivato poco prima. E voi come state? Non c'è male, io tengo un po' di compagnia al maggiore, Ah. o meglio, un pazzo che sta qua. Ma voi non potete credere come mi sono spassato. Ho unito, come si suol dire, l'utile a dilettevole. Già, perché da quello che mi hai contato, io posso fare 3 novelle. E dite può fare 3 novelle. Già, lo dovete sapere che questo in origine era Zampognano. Poi un bel giorno si giocò 3 numeri e prese il treno. E chi lo andò piacere a scelta pazzo. Voi se non andate lo seguono. E così faccio, che voi ride, trovo un eccentrico, mi ci metto a pista, mi faccio contare qualche cosa e combino la novella. Bravissimo. E si capisce. E come si può fare, scusate, se non una novella giorno? E poi come danno? 3 lire. E che novella sa da fare con 3 lire? Sarà che la ceramella per rimanere. Ma quello si diverte, non vi preoccupate. Ne ha fatte 3 che hanno avuto grande successo in quest'ultimo periodo. Il mio povero compagno, Non c'era là. la vigilia di Natale, 3 righe su Samira. e non torno più. E si capisce. No, queste non le conosco. Allora ve le mando io. Vi mando i giornali con tutti e 3 i numeri. 27, 56 e 79. Non tende capito. Perfettamente. Grazie tante, io le accetto con molto piacere. Va bene, vi servo subito. Ah, non mi fidi più lo sopportato. Oh, benissimo, dottore. Oh, caro Don Carlo, il proprietario della pensione. Ah, mio zio, felice Sciasciamocca. Carlo Sanguetta, a servirvi. Lavorarvi sempre. Ah, questo signore è vostro zio. Sicuro. Luigi De Vita, vostro servo. Padrone mio. L'ho portato a vedere la pensione. Ah, avete fatto bene, molto bene. Che ve ne pare? Ah, un bel palazzo, belle scale, stanze tutte ariose. Dovete girare tutto perché qua ci stanno spese soldi, ma soldi assai. Lo so. Io non ho badato interesse, ho pensato solo alla comunità delle persone che vengono qua. Ma la pensione è poca salata veramente. Non direi, a questo sito non lo trovo affatto caro. 6.000 lire l'anno. 10.000 lire. 6.000 lire di prigione e 4.000 lire di corrente elettrica e di acqua. Dolce. C'è la sala da bagno, la camera della sauna e le camere della ginnastica. Ah, e lui fa tutto, lui bada a tutto, fa anche da direttore ovviamente. Ah, qua senza di me non se ne fa niente. E vostro nipote lo sa. La vita fa un certi pazzi. Che poi fanno una coppa a basso. Non è vero, Don Cicci? Avete ragione, caro Don Carlo, ce ne stanno certe. Perché l'ha vista va battere! Ma non si possono battere, no? Qua si può passare il vuoto. Direttore, scusate, io tengo un poco di appetito, vorrei mangiare qualcosina. E va bene, aspettate là, nella camera da pranzo e sarete servito subito. Grazie, è una piccola cosa, 2 uova e un po' di mozzarella arrostita. Va bene, accomodate. Con permesso, caro Don Cicillo, signore, Buon appetito. grazie. Che bello tipo, quanto mi piace! Ma che buono, che è morto. Sono preoccupato. Vi voglio far vedere la sala da bagno.
accomodatevi, prego. Non c'è nessuno dentro? Nessuno, non c'è nessuno. Poi vi voglio far vedere la camera della ginnastica, quella però sta al secondo piano. Ah, secondo piano, secondo No, piano. non mi finire a niente scuola, mi sono stancato. Come volete voi? Favorite? Cicci, Accomodatevi. Cicci, Eccomi qua. vieni, Cicci, Eccomi vieni. qua. Mo vengo. Con una zucca. Io la faccio più. Poi Cicci, poi insisto, tu mi vuoi scendere, passa l'angolo. Allora ti sta aspettando Nicolino quando arracciato di mano fa. E ti dico 500 di la pendola da sera. E non può aspettare manco un altro momento. E come faccio? Chi vado a un canno si è buttato in Sicilia a dire i soldi non me l'ha dato ancora. E scende ci dici tu. E ti che essere un uomo, essere un fiatale. Ha detto che vanno a pezzo, da pagare sotto volo. Ma non capito, chi non voleva sapere che ancora perché è saluto che è arrivato sera a fuoco. E non è necessario, non so, ci faccio fatto mettere fino a mo'. Scende. Per prima la cambiare, non può che non interessa, basta che se ne va. Ma si capisce, forza, ma ti dico che fare, è solo. Ecco fa, 10 minuti, tu sono venuto tu. Cielo mio, pensaci forza. Come le pare? Dite la verità. Ah, bellissima, bellissima, è una bella casa, per l'amor di... Ma scusate, ma mio nipote Cicilla lo aiuto. Se vuole una pièce, sarà calato un momento. Accomodato, Don Ecco Felice. quello viene da me per stare sulla mecca. Accomodato, Don Felice. Grazie. E voi non vi sedete? Ma sì. E come così? Mi date visto tutti del capo. Tu sei sushi? Che c'è? Giovani, bocca, buona. Se permettete, voglio farvi assaggiare un caffè che faccio io. È una miscela che me la manda Don Michele Pizzicato, un amico mio, caffè superiore a tutti i caffè. Carmela! Scusate se sono stato troppo partito, ma basta il pensiero. Carmela, fa una buona tazza di caffè al signore. Subito. Questa è una cameriera. Sì. È una buonissima, giovane, faticatore, onesta. Sta come Adriano e Cangoppa. Dai, forse sta stato. Giovanni, nada chiamare. Permettete. Non mi dio. Scusate. E poi che ci faccio su di fermo? Ma che tu quando vieni Cicilla tu aiuti? Cicilla! Cicci! Vieni, bambino. No, Lucinelli, fa così che cazzo. No, vieni da me. No. Nobeli, ecco qua mia figlia. Tanto piacere! Questo signore, Lucinelli, è lo zio di Don Cicilla il medico. Accomodatevi, prego. Grazie tante, ma io vado di fretta, capite? Questo che cos'è? Avete un poco di pazienza. Non possiamo avere l'onore di fare 4 chiacchiere con voi. Vi dispiace forse? No, anzi, mi fa tanto piacere! Ecco. E il vostro nipote dove è andato? Ah, sta qua fuori alla scala. Sta qua proprio. Accomodatevi, quello mo viene, accomodatevi. E che volete fare? Noi quando vediamo delle persone simpatiche ci fa piacere parlarci, qua in questa pensione non possiamo scambiare 4 chiacchiere con nessuno, sono tutte stravaganti, tutte pazze. Sì, mia figlia poveretta, sta sempre qui a leggere. E legge sempre, e che deve fare? Sta sempre sola, la sua unica compagnia sono io, non è vero, mamma, di qualche cosa. E parlando voi, che cosa fai? E fammi sentire. E che volete a me? Io non avevo detto che mi scorno. Mi sta vedendo, ti pigliano con muto, pistello, o capisci che no? Abbiate pazienza, ma che si sta imparando? Se metti scuola di tutto cosa, ma la trupizzi, che è bello. Ma fa sentire un currico e non potete credere. Certi momenti cacci da griglia. Vai. Vado a chiamare mio nipote. A quello uomo viene, accomodatevi. Quella è così bella, è così carina e deve tenere questo maledetto difetto, mentre poi è tanto sveglia, tanto allegra. Zitta, basta, no. Ma mamma come mettamente scullata se me la polignana vicino a un braccio. Che fai?
Molignana che ti ha fatto tua madre e quindi è una Molignana onesta. Molignana onesta! Avete visto, non posso ridere, avete visto? Io le voglio tanto bene, ma certi momenti mi fa toccare dietro, poi il fatto di non parlare, l'avere soggezione di tutto e di tutti, è un difetto per le ragazze di oggi. Tu non facete questi cavalletti, questi casi spiritosi d'oggigiorno, essere troppo allegre e civetture sono delle civette, non è vero? Certamente. Basta, no. Oh, il caffè. Ecco servito. Il caffè, brava. Signori, non è data retta, che sti boia. Perché? Dicono sempre lo stesso, sono due pazzi e sia figlia. Socio. I suoi saranno una buona partita per te, perché dice che è più passaglia. Non posso offrirvi. Ah, grazie, l'ho già preso. E voi? Non ne voglio. No, dice così per cerimonia, ma le piace tanto il caffè. Ma non si dice non ne voglio, se ne accetta un sorso, certo. E datemi qua, glielo do io, datemi qua. State buona. E non voglio scudare e non lo prendo più. Ecco qua, se ne è presi solo 2 sorsi, tenete. Brava. A voi scusate, Don Felico, come vi piacciono le ragazze? Allegre, spiritose, sostenute o allegre e positive? Come vi piacciono? Oh, tranquille, quiete e positive. Bravo, come mia figlia per esempio, vedete? E dove la trovate? Più quieta, più positiva di questa. E questa, vedete, non fa chiacchiere, ma ti ha detto una cosa, quella deve essere, quella mi dice sempre, mamma, se io mi debbo maritare, mi voglio prendere un uomo di una quarantina d'anni, sì, perché sta cipuccetta che mi va bene e non mi fa via collera, sì, e dice bene, sì, io l'approvo. E io pure. Ah, guardate, vedete che fortuna sarebbe per lei se trovasse un uomo come voi, ad esempio. Io gli aiuterei a 100 mani. Sarebbe troppo onore per me. No, l'onore sarebbe nostro. L'onore sarebbe mio. No, l'onore sarebbe nostro. No, l'onore sarebbe mio. Ho detto l'onore sarebbe nostro. Rusinetta, lei mamma, ti piace a te un marito come questo signore? Oh, sicuro, è tanto simpatico. Guardate che combinazione! Ma allora questo è un matrimonio che si può fare, perché voi la trovate simpatica, esso vi piace, io sono contenta, mi pare che non ci sia nessuna difficoltà. No, non ci sono problemi. Allora voi acconsentite? Acconsento. Oh, hai visto? Hai visto? Cavaliere, un bicchiere d'acqua almeno siano! Cavaliere! Giusto posto su canto, proprio no, da venire. Don Felice, noi ci diamo perché non potremmo parlare più. Purtroppo volete. Però domani combineremo tutto, va bene? Domani. Ma io non ce l'avevo qui, non lo so. Domani combineremo. E chi dopo anche le Cicilla, tu e Cicillo! Cavaliere! Forse sculato! Io non capisco che casi è questo! E cameriere non so fanno a fare! Santi meglio se a giuressa sta pensione! Che sta merda a fa? Ma già, tu le fanno così conmigo perché non sono ricco! E non mi fanno scurtare come fanno con la. Ma se non sono ricco però, io sono un artista e mi dovete rispettare, avete capito? Perché se non mi rispettate, vi faccio rispettare io, vi metto a dovere tutti quanti! Buongiorno, signore. Buongiorno. Scusate se ho gridato un poco, ma non so io, sono Enirma! E allora l'hai cercato un bicchiere d'acqua e non lo posso avere! Porcheria! Queste cose che non se ne da nessuna parte!
Faccio obbligazione a Raffaele, che mi ha fatto venire qua. Provo di essere Raffaele. Con chi ho l'onore di parlare? Felice Giorgiano, bocca di occasione. Ah, tanto piacere. Poi perché mi scostate? Ma pare che non ti paura di me. Fate così nervoso. E che c'entrate voi? Enrico Pastetta, professore di violino e direttore d'orchestra. Bravo. Voi pure abitate qua? No. Sono venuto con mio nipote a parlare col direttore e dato che l'ho fatto, poi me ne vado. Voi aspettate un momento, scusate, e volevo chiedere una cosa. Avete detto che siete di Roccasecca? Sì, signore. Bravo. Allora mi potete dare notizie del maestro di musica Attanasio Pascone, grande amico mio. Attanasio Pascone. Pascone? Non lo conosco. Come non lo conoscete? Lo dovete conoscere per forza, voi mi disse che era di Roccasecca. Lo devo conoscere per forza. Certo, suonava l'organo. Lo devo conoscere per forza. E suonava l'organo. E ricordatevi bene. Sicuro. E però morì. Morì. E come mi dispiace sta cosa. E voi l'organo chiuso? Io. Voi? Sì, io ho preso quel posto. Ah, ma allora siete maestro di musica! Sì, signore. Ah, e dovete suonare per conseguenza bene anche il pianoforte! Oh, magnificamente. Permettete? Sì. Aspettate, e non andare di fretta! E non mi private della vostra bella compagnia! Caro collega, Che ci è passato vuoi? che infame professione la nostra è? Dite la verità! Terribile. Le facce sanno a seconda sempre. Nessuno apprezza veramente il nostro ingegno, il nostro talento. Sentite, e chi è chi? Chi è? Chi è chi? Pure lo devo conoscere. Guardate in che stato si è ridotto. Mi sono uno strumento, come si fosse una cosa e niente. Io vedete, vengono certi momenti che uno riabbraccia il violino, l'arca, la bacchetta e tutto cosa. Io me la ricordo la bascia, spazzare tutte le corde. Il coro. Ah, del pianoforte. Ciao, del pianoforte. No, perché l'organo tiene le canne che col mandice danno il suono. Ogni canna un suono diverso. Sì, spazzare tutte cose, canne, corde, tutto. Non c'è incoraggiamento. Ma che, faccio solo che ci passato con l'organo. Ah, scusate, ma il vostro è a pedale, oh! Parla di romantice. Guardate romantici. Ah, ma allora è antico, è antico. È antichissimo. Ma si può farmi a scappare. Come? Ma non volete scappare? E perché? Dicevo, si me lo potuto lì a scappare a Roccasecca, poi non suonare più l'organo, e come sarebbe contenta? Sangue d'occhio, e che se facevi proprio con me? Sì. Decidemi una cosa, siete solo? Siete solo? Lo fa piacere se sono solo? E si capisce come, no? Non siete sposate, non avete molti figli, ne tenete? Sono solo? Decidemi, tenete sorella? Una sorella? Ma faccia rispondere a chi sta? Non signore, mannaggia a me che ci sono venuto! L'avete perduta e come mi dispiace! Ma dicite, siete disposti di venire con me all'estero? Andiamo in Spagna, ad Hamburgo, ad Anversa! Aversa siamo sicuri! Anversa! Vieni a fare un concerto! Vienna, Parigi, Losanna! Ma Parigi già lo sanno! Ci passerà la regina e ci fa vedere la palata! La variata non ce l'ha nessuno! Io non ne sono solo! Non tenga nessuno che aspettare! Allora, mamma mia, poco poco. Voi però farete fronte alle prime spese del viaggio e poi da coppa all'impasse. Va bene? Va bene. Allora accettate? Accetto. No! Allora partiamo bene il mattino! Sì. Vediamo un treno per a Roma e ce l'ho, ci fermiamo una giornata.
manifesti, manifestini, Manifesto. reclamo. Io dico che è meglio se lo facciamo grande. Un grande manifesto. Sì, che bello, un grande manifesto. Da una parte mettiamo un pianoforte e in lotta la capa vostra. A fianco poi ci mettiamo la capa mia e in capo il violino. Mi piace, sì, mi piace. La capa mia e la capa vostra. Bello. Ah, poi i nomi sono importanti, il titolo deve essere enorme. Pastetta e sciosciamocca. Sei la pazzalotta! Come dite, non piace? Come no? Fritte con un po' che sono in coppa! Come dite? Fritte grosse ma non troppo! Allora siamo d'accordo? Sì, d'accordo! Ah, siamo d'accordo, bravo! Allora non lo subito d'accordo, bravo! E ben subito ne devo stare! Io non mi muovo più vicino a voi! Permettete un momento! Vado e vengo! Audaces! Fortuna Iovat! Zitto, Sandra! Ma che c'è da fare che no? È certo che uno si mette paura, vero? Però alla fine ti fanno ridere, muovo tua acquista all'estero! Non voglio mai uscire! Io ci ho passato un bello vuoio! Muovo tua acquista! Oh! Ma che gli ha la capa? Tre volte! Non ci ricordi niente più! E siamo tutti quanti uguali! Cicillo! Ma chi hai visto? Come si portava questa cosa? Era un po' scritto, però un po'. Ma guarda, mi si va che l'uno, ma... Oh, buongiorno signore! Scusate come mi presento, ma sto misurando degli abiti che mi hanno portato, gli abiti di Otello. Io domenica debutto come artista, sono un filodrammatico, non ne avrei bisogno in verità, perché sto buono, mio fratello non mi fa mancare niente. Ma caccia, l'arte mi ha fatto perdere la gamba, mi ha fatto scipazza. Chi ci sono riconosce? Oh. Che bella cosa, che soddisfazione, soprattutto quando uno diventa una celebrità come Salvini, come Zacconi. Che soddisfazione quando uno fa una scena bella, forte, vibrata, un finale intenso, 4-5 chiamate, è una cosa di morire. No, io non vedo che ne piglia almeno 4, ne sono sicuro. Ma vi siete, scusate? Felici c'ho già bocca di rocca secca a servirvi. Favorirvi sempre. E abitate qua? No, sono venuto prima, ma ora me ne sto andando. Bravo! Io adesso, se vi fa piacere, vi dirò il nome che assumerò in arte. Eugenio Arto. Adoro. Tanto piacere. Ma pare, Milano è bene domenica. Non sto dormendo più. A parte faccio imparare a mente. Tengo tutte scene studiate. Ma tengo palpita che non mi potete credere. Io però mi salvo con la figura e con la voce. Per esempio, quando tengo il convocato al Senato dal Doge. Salutate il Doge. Sì. A barba, vedete, a barba lunga, arrivo fino a qua, state d'accordo? E su sta là ci stanno i patrizzi senatori. Chi non può sapere un suonatore, ma attacca! Illustri e veneranti patrizi. Che io tossi la figlia a quel vecchio, è vero, ma è pur vero che l'ha sposata. E fosse ciò, risiede tutta la mia colpa. Rozzo il mio linguaggio, perché dall'età di 4 anni fino ad oggi la mia vita passata nei campi e in tra le guerre. Inetto sono a parlare d'altro che guerra non sia. Inetto sono a parlare in mia difesa. Che voce! Magnifica! Chissà non ce n'è più anche te. Il finale dell'ultimo atto poi. La voce cambia, diventa prima dolce e poi potente. E rivolgendosi a
Desdemona, dopo la scena tremenda in cui la crede colpevole, le dice: vi chiedo perdono. Vi aveva creduta quella astuta veneta cortigiana che per amore si fece sposa di Otello. Entra e venga. E voi Madonna, voi che esercitate l'ufficio opposto di San Pietro, spalancate le porte dell'inferno. Vedete? Abbiamo finito. Vero? Eccovi dell'oro. Prendete. Sì, è il vostro compenso. Chiudete a chiave e mantenete il segreto. Tenete, due chiamate e sono venuto. No. Che ne c'ho una chiamata, lo vado a terra. Lasciate tutti matto, no? Ma sta ancora in pensiero. Perché non me l'ha gestionata ancora un po'. Quando si avvicina ho detto, so pure la mogliera. E va dando fino a dopo di mano tempo. Forse capisce? Ma voi domenica sera mi venite a vedere? Beh, mi fa piacere sapere. E si capisce. Sicuro. Allora vengo. Dove? Al teatro San Ferdinando. Va bene. E che volete? Un palco o una poltrona? Francamente senza cerimonie. E meglio un pacco. Ah, venite con la famiglia? Sì. Bravissimo! Allora ci vediamo qua. Io domani mattina vengo e vi porto un palco di seconda fila, di prospetto, va bene? Sì, voi li mettete qua, là, mi rimane, vengo, e quindi e ci vediamo domenica. Perfetto, ci vediamo domani. Domani. E mi raccomando, domenica sera. Oh, mia paccara! Ci vediamo, permettete. State la buona! No. I casi sono venuti un po' del carbone. È scapazza pure io. Ma chi tu va in Grecia in Cina, tu hai un Cicillo! O sei pugnale? Scusate, è permesso farmi una domanda? Vado molto di fretta. Ah, 5 minuti solamente, volevo sapere, è la prima volta che venite a Napoli? Sì, signore. Bravo. Sì. È il vostro nipote Cicillo che vi ha portato a Napoli, è vero? Sì, signore. Bravissimo. E voi volete molto bene a vostro nipote Cicillo? Sì, signore. E pure voi la vita vuole bene. La vita obbedì, hai da fare tutto quello che dicesse. Perché certamente, se chi un giovane spende tanto denaro per il popolo, lo fa per voi, per la vostra salute. Per la mia salute? Certamente. E quando prima venite tutti quanti a Roccasecca, là stanno facendo un bello fabbricato appositamente per voi, là con quell'aria. 2 o 3 mesi è venuto una da casa vostra, buono, ragionevole, senza farvi dire più sciocchezze. Sangue di bacca, ci capite tutte cose. Che se adesso non è un broglie che ha combinato da Cicillo. Ah, sicuro, dite bene. Allora voi a Roccasecca potete scrivere pure qualche novena, nessuno ve lo impedisce. Qualche novena? Eh sì, tanto per divertimento, tanto voi non avete bisogno, pigliasse solo termine, Io pigliai Uterna, ma quando mai? Come quando mai? Ricordatevi bene, 27, 56 e 79, me l'ha detto mio nipote, Cicillo! Pezzo d'assassino, ma che se la cosa troppo bene. Io con questo argomento faccio una cosa chic assai, novella umoristica, il medico imbroglione. Cicillo! Cameriere! Senti tu, sguattero, Facchino, bella sta presa cognac, sì o no? Quella bestia del direttore, dove sta? Cameriere! C'ho un cannonato per sentire a voi, zitto, basta. Io stavo nella cucina, un attimo. Non voglio sentire niente, ma per una mill'anni che me la vaga a cagò. Mi avete stancato. Io non sono abituato a dire cose tra voi. Ma che mi ha pigliato, direttore? Ricita Angelo che stasera me la va. Hai capito? Va bene. Io quando sei brutto, mozzo scuro.
che razza di pensione, che modo di agire. Ma Gio, mi devo raccontare una cosa graziosissima. Amico, e lasciatemi stare, lo voglio bene. Che maniera la volta? Ma che maniera, scusate. Voi a stamattina mi state levando la salute e lasciatemi in pace una volta. Vai. Non mi sucate più. Mi avete fatto 100.000 euro. Ma mi siete messi appresso a me, voi come un cacciuttino. E che cavolo, non tenete proprio educazione. No, ma Gio, io l'educazione non è che la vostra me la imparo. Voi imparate l'educazione a me. A voi sì. E va bene, ci rivedremo, Quando volete voi. Io sto qua in questa casa a vostra disposizione. Siamo intesi, siamo intesi. Siamo intesi. Isse open può imparare l'educazione a me. Te voglio parlare che sono io. Carogna, vigliacco. Zitta, stai levando un rimasto Giorgio con il direttore, fui dovenna! Lui maestro Giorgio a meno fu, io. E come mi? Quello pazzo. E che sono pazzi. Questo è un grande insulto. Che mai ha avuto l'ardire di chiamarmi pazzo? Me ne darete conto e soddisfazione. E subito. Chi siete voi? Come vi chiamate? Venite sotto a bocca di Rocca Secca! E va bene. Signor Felice Cioscia a bocca da Rocca Secca. Noi due ci batteremo alla pistola. Dentro ne tengo due con due palle. Belle gambe. Non morirà, ok? Facciamo l'esterenza. Poi rimane. Mi spiccia a chillate. Ma è triste, sai? Mi muove la mano! Quella figlia, accompagnami a bacio la palazzo! Ti prego, accompagnami a bacio la palazzo! Ti prego, accompagnami! Guardate questi due ragazzini! Cicci, si è appiccicato tutto l'amicoli! Stanno chiamando un sacco di mazzate! Sono cornuti e guardi! E l'hanno portato tutto in gomma questi! Ma come cacchio ne si fa? Come si fa? Che vedi? Così? E che ci stanno dai sono pazzi? Non mi ha voluto accompagnare! Non mi ha voluto accompagnare! Oh, paura mio! Come ci va? Chi sono io? E perché non volete sapere? Non posso dirlo! A voi! Usciamo! Usciamo! Maestro, vi difenderò io! Che cazzo? Eccomi qua. Io sono pronto. Non vorrei versare questo sangue, eppure deve morire. Un bacio ancora, e sia l'ultimo. Dopo che io scappo, io non vorrei la paura. Tutte le facce sono scatenate. Cicci, diretto.